Dai e dai, qualcosa si muove. Non è stato ancora possibile vedere pubblicata la dichiarazione di non incompatibilità del 2021 del DG dell'U7 Carlo Bramezza sul sito dell'azienda sanitaria, ma nel frattempo è arrivata quella del 2022. Eccola qui, pubblicata in data 24 febbraio nella sezione del portale dell'US7 Pedemontana dedicata alle dichiarazioni dei vertici aziendali. Il sito è stato aggiornato, nelle scorse ore sono stati caricati anche i nuovi documenti del direttore sanitario, del direttore amministrativo e di quello dei servizi sociosanitari. Come c'è stato cortesemente suggerito fra le righe dell'ultima nota ufficiale della Sanità del Veneto, poi siamo andati a vedere nel sito dell'US4 dove Bramezza ha prestato servizio come direttore prima della sua esperienza a Bassano. Ed effettivamente, anche se nei nostri servizi non abbiamo mai detto il contrario, ci sono tutte le dichiarazioni fino a 2 anni fa. Facendo i conti e tirando le somme, quindi, troviamo tutte le dichiarazioni fino al 2020 e per il 2022. Per quanto concerne il 2021, invece, l'autocertificazione non è mai stata caricata sul sito di riferimento. In ogni caso, preso atto che il DG Bramezza ha dichiarato di non essere incompatibile sul piano formale con l'incarico assegnatogli, chiediamo, alla luce di quanto emerso dai nostri servizi, se sia opportuno, sul piano sostanziale, che rimanga in questo ufficio. Lo chiediamo ancora una volta allo stesso Bramezza e ai vertici della sanità regionale, visto che finora non ha mai risposto nessuno alle nostre domande.